Sì, della Camera la riforma della legittima difesa, nuovo passaggio al Senato prima della trasformazione in legge. Il senatore Padovano Ostellari, vicepresidente della Commissione Giustizia, spiega: non sarà il Far West, i 5 Stelle liberi di non votare. Fratelli morti all'Arcella, oggi l'autopsia sui corpi, intanto emergono particolari raccapriccianti, uno dei due ha cercato di scrivere con il sangue il nome del suo assassino. A Trebaselica coltellò a morte Natascia Bettiolo, con la quale aveva avuto una breve relazione. La Corte d'Appello di Venezia conferma la condanna a 30 anni per Luigi Sibilio. L'auto nel cortile del bimbo travolto a Fregola, condizioni in miglioramento ma attesa per gli aggiornamenti dall'ospedale. In paese restano shock per l'incredibile incidente. Una madre fugge in Polonia portando con sé il figlioletto di 4 anni, l'appello di papà e nonna che da quasi un anno non possono riabbracciare il bimbo nonostante ci sia una sentenza del tribunale che stabilisce l'affidamento congiunto. Reddito di cittadinanza, dopo la partenza lenta di ieri continuano domande e richieste di appuntamenti per calcolare l'ISEE, chi si rivolge agli sportelli, in maggior parte chiede un lavoro, non un sussidio. Cortina Milano 2026, ad appoggiare le candidature alle Olimpiadi invernali anche la leggenda della scherma Valentina Vezzali nei giorni scorsi a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali in primo piano, dunque il passaggio alla Camera con il voto di ieri della riforma della legittima difesa. Ci vorrà un nuovo passaggio al Senato con le modifiche per continuare l'iter che dovrebbe portare, secondo chi sta portando avanti il percorso, cioè la Commissione Giustizia e il senatore Ostellari, Padovano della Lega in particolare, prima di arrivare insomma ad aprile alla trasformazione in legge, secondo appunto le previsioni più ottimistiche. Dunque il sì alla Camera, non sono mancate ovviamente le polemiche, le frizioni. Lega 5 Stelle con 25 deputati che hanno lasciato l'Aula per non votare, 25 deputati del Movimento 5 Stelle appunto che in contrapposizione alla nuova legge hanno deciso di non votare. Ma allora sentiamo proprio dalla voce di Ostellari, che abbiamo raggiunto poco fa a Roma, il senatore leghista nonché vicepresidente della Commissione Giustizia, cosa cambia con la nuova legittima difesa e anche le polemiche ovviamente con il Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa ci ha detto poco fa al telefono. Noi abbiamo con questa riforma tolto una serie di ombre che erano presenti nell'attuale legge e abbiamo introdotto l'avverbio sempre, perché per noi chi da domani si difenderà all'interno ovviamente di quella cornice che abbiamo costruito, all'interno ovviamente di quella che è la condotta che è da considerarsi legittima, da domani appunto sarà sempre considerata proporzionata la difesa rispetto all'offesa che ricevi nella tua abitazione, nel tuo negozio, da parte di soggetti che ti entrano in casa ovviamente con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. Ecco, di questi fatti stiamo parlando, non stiamo parlando ovviamente di soggetto che ti suona il campanello oppure che ti scavalca il cancello a distanza rispetto alla tua abitazione e che nulla ha a che fare con l'attualità del pericolo, che invece va ad essere diciamo come condotta rientrante nella norma che noi abbiamo modificato. Domani l'eccesso colposo non sarà più punito penalmente e inoltre le richieste di risarcimento del danno non ci saranno mai più, né per la legittima difesa né per l'eccesso colposo. Ancora, aumento delle pene per determinati reati, furto, violazione di domicilio, rapina, e cosa importante, ci siamo assunti diciamo, l'obbligo come Stato di pagare noi le spese di difesa nei confronti dei soggetti che ovviamente saranno assolti o archiviati per legittima difesa. Ieri si sono visti anche 25 però deputati del Movimento 5 Stelle che non hanno partecipato al voto, questo come lo commenta? Se c'è qualcuno che è rimasto a casa o che voleva fare qualche emendamento o voleva proporre modifiche, insomma questo ci può stare, ci sta anche dalla nostra parte, questa è una maggioranza che ovviamente ha delle diversità al suo interno, ma che poi alla fine raggiunge l'obiettivo. A chi teme che da domani possa esserci il Far West, lei cosa dice? Che mi deve dare delle argomentazioni giuridiche, perché queste sono argomentazioni che non hanno nulla a che fare con
il tema della riforma sulla legittima difesa. Queste le parole dunque del senatore Ostellari, il dibattito resta aperto e ne parleremo anche ore 13 dopo questo telegiornale. Adesso torniamo a parlare della morte dei due fratelli Rigon all'Arcella, questo delitto sempre più inquietante perché mentre si attende l'esito dell'autopsia sui corpi che verrà effettuata oggi emergono altri particolari raccapriccianti. Una scritta con il sangue sulla parete di una stanza. Uno dei due fratelli Rigon, prima di morire, ha cercato disperatamente di imprimere qualcosa sul muro, forse il nome del suo assassino. Si aggiungono particolari inquietanti, una scena da film horror, quella che si sono trovati davanti ai poliziotti della squadra mobile e il pubblico ministero, quando lunedì pomeriggio sono entrati nella villetta di via Faggin 50 all'Arcella. Sangue ovunque, i corpi martoriati dalle ferite d'arma da taglio e la scritta vergata con l'indice destro che ora gli uomini della scientifica stanno cercando di decifrare. Era l'unica parola chiara sopra il resto della frase, scritta con mano tremante e colato altro sangue. Prende sempre più piede l'ipotesi del duello mortale. Donatella e Pier Matteo sarebbero morti dopo una violenta colluttazione a colpi di coltello e forchette. 2 oggetti sono stati ritrovati sulla scena del crimine, ma sarà l'autopsia prevista per questa mattina a chiarire tutti gli aspetti di questo dramma familiare, come siano morti i fratelli e chi dei due abbia scritto sul muro. I motivi forse economici. Sembra ormai certo che i rapporti tra Pier Matteo e Donatella dopo la morte dell'anziana madre a dicembre si fossero deteriorati. L'astio tra i due era aumentato e tra venerdì e sabato scorso è sfociato nella lite violenta. In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti, anche se ormai è già stato escluso il coinvolgimento di terze persone. Resta il mistero della polvere topicida sparsa sul pavimento e della benzina trovata sempre in casa. Un 52enne di Schio è stato arrestato dai carabinieri per una serie di minacce e atti persecutori contro l'ex, alla quale è stata anche incendiata l'auto 3 settimane fa. Proprio quest'ultimo episodio ha portato la vittima, una 35enne vicentina, a denunciare l'uomo con il quale aveva avuto una breve relazione. La donna ha così riferito ai militari che dopo aver chiuso il rapporto l'uomo aveva iniziato a perseguitarla, inviandole in poco meno di un mese un centinaio di messaggi anche per WhatsApp, tutti a sfondo sessuale e ricattatorio. Il tribunale ha emesso un provvedimento di allontanamento alla donna che Bernardi ha disatteso, continuando tra l'altro ad inviarle messaggi vessatori e minacciosi. A quel punto è scattato un provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari per l'uomo. E invece per quanto riguarda un femminicidio triste che ricorderete sicuramente, quello di Natascia Bettiolo, uccisa il 18 maggio 2017 a Trebaseleghe a coltellate all'uscita dal lavoro, c'è stata ieri la conferma della condanna in primo grado per il suo assassino. La condanna in appello arriva alla vigilia della festa della donna. Confermati 30 anni di carcere per aver ucciso Natascia Bettiolo, ribadita la sentenza di primo grado nei confronti di Luigi Sibilio, il 35enne che nel maggio del 2017 a Trebaseleghe aveva accoltellato a morte la donna con cui aveva avuto una breve relazione. In attesa del ricorso in Cassazione già annunciato dalla difesa del macellaio di Loreggia, restano dunque fermi 30 anni di reclusione e la provvisionale di quasi 1.200.000 euro a favore dei familiari della cuoca di Massanzago. Natascia aveva deciso di troncare la storia durata appena un mese e il 35enne non riusciva ad accettare la sua decisione. Per questo quel pomeriggio di maggio l'aveva attesa all'uscita della scuola dove lavorava come cuoca ed era salito nella sua auto colpendola con 9 fendenti. Poi aveva rivolto la lama contro se stesso nel tentativo di farla finita. Qualche giorno prima del processo d'appello la difesa di Luigi Sibilio aveva cercato un accordo con la procura, ribadendo il fatto che l'uomo all'epoca dell'omicidio fosse incensurato e avesse confessato subito, dettagli che però non hanno modificato la pubblica accusa che ha sottolineato la premeditazione del delitto. Allora torniamo a parlare del suicidio dell'imprenditore a Vigonza per la crisi. Saranno celebrati infatti oggi alle 15:30 nella chiesa di Santa Caterina a Ponte di Brenta i funerali di Emanuele Vezzù. L'imprenditore, come dicevamo, padovano di 57 anni che martedì mattina si è ucciso all'interno del capannone della sua azienda a Vigonza. Una vicenda che fa discutere e che ha portato ieri anche alcune associazioni a ribadire un appello agli imprenditori, cioè cercate un aiuto prima di questi gesti estremi. Il mio pensiero va a un imprenditore di questa terra che si è tolto la vita perché non è riuscito a reggere al cambiamento e alle trasformazioni.
Lo ha detto Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Don Ciotti parla di Emanuele Vezzù, l'imprenditore che martedì si è tolto la vita nel suo capannone. Una morte che ha colpito l'opinione pubblica, una morte legata ad una crisi economica che sembrava sparita, ma che in realtà non ha mai lasciato l'Italia e il nord-est. La Regione ha istituito un numero verde, l'833 43 43, attivo 7 giorni su 7 e finanziato dalla Regione stessa, al quale si affianca un servizio di consulenza e di indirizzo alla rete dei servizi. Sono state più di 5.000 le chiamate arrivate al servizio inoltre, istituito nel 2012. Molte le motivazioni che spingono all'estremo gesto, dall'e-commerce che avanza e mangia tutto il mercato, ad una tassazione sfavorevole che non deve però fermare chi ha bisogno di essere aiutato. Le difficoltà economiche non devono spaventare, sostengono gli esperti. Abbiamo gli e-commerce che lavorano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A un certo punto un imprenditore o ha la forza di dire vado a fare il barbone a mangiare alla Caritas, o peggio ancora arriva a fare questo gesto che io voglio dire chiaramente: non fatelo, troviamo una soluzione, vediamo come sistemare le cose, ricordatevi che avete una famiglia, avete cose molto più importanti del solo lavoro. E adesso torniamo a parlare del drammatico, incredibile incidente di ieri mattina a Fregone nel Trevigiano, l'auto piombata nel cortile come un proiettile che ha travolto il bimbo di 10 anni. Fregone è ancora sotto shock per l'incidente avvenuto ieri mattina in via Indipendenza, dove un'auto è uscita di strada. Alla guida un 76enne che, colto da malore, non è riuscito a controllare la sua 500 che ha sfondato la recinzione e la siepe di un'abitazione. Nell'attimo esatto in cui l'auto è piombata nel giardino, qui stava giocando uno dei figli dei proprietari, un bimbo di 10 anni che è rimasto schiacciato tra la vettura e un altro mezzo parcheggiato. Il primo ad accorrere il papà, pochi minuti più tardi arrivano anche i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco. Il piccolo viene subito trasportato all'ospedale e operato. Nelle parole della zia tutta l'angoscia per quanto accaduto. L'unica cosa adesso è la salute di mio nipote, questo sì, perché sembra un film, cioè non ti aspetti mai che tu stai giocando in giardino e una macchina ti venga dentro e proprio prenda, ecco, il ragazzino. Una dinamica ora al vaglio delle forze dell'ordine. Anche l'anziano che era alla guida dell'auto è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. In paese dove la famiglia è molto conosciuta tutti sperano che il bambino si rimetta presto, ma resta lo shock e la consapevolezza che il bilancio poteva essere ancora più grave, visto che appena pochi minuti prima in giardino stava giocando anche la sorellina. Con tutto ciò spazio per giocare si trovasse in quel momento lì, e soprattutto che 5 minuti prima era in casa, e prima c'era anche la sorella, però è andata in casa, se no prendeva tutte e due. Ed ora parliamo di una vicenda che abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale di Treviso, che ha suscitato diverse reazioni, emozioni e fa discutere l'appello di una nonna che parla anche per il papà che non riesce a parlare da quanto è sconvolto. La storia è quella di una madre che fugge in Polonia portando con sé il figlioletto di 4 anni, siamo nella Marca trevigiana a Mogliano. Il drammatico appello è quello di papà e nonna che da quasi un anno non possono riabbracciare il bimbo nonostante ci sia una sentenza del tribunale che stabilisca l'affidamento congiunto. Risentiamo allora questo appello. Non ce la facciamo più e ci sentiamo abbandonati anche dalle istituzioni, sinceramente, perché penso di aver mosso il mondo ma non aver ottenuto nulla. Non ci sta aiutando nessuno. Da quasi un anno Yolanda Zerella lotta disperatamente assieme al figlio Filippo per poter rivedere il nipotino di 4 anni portato dalla madre in Polonia senza il consenso del padre. Un papà talmente provato da non riuscire nemmeno a raccontare la vicenda che l'ha coinvolto, affidando alla madre e all'avvocato di famiglia il disperato appello per poter riabbracciare finalmente il suo piccolo. La storia di questa famiglia è quella di un'unione tra 2 giovani, lui di Mogliano, lei polacca, che si sono amati, hanno avuto un bimbo, poi come purtroppo accade l'unione è naufragata. Dopo la separazione il Tribunale di Venezia ha affidato congiuntamente il bimbo ai genitori, 3 giorni a testa la settimana, ma il 20 aprile dell'anno scorso la mamma è scappata in Polonia portando con sé il figlioletto. Da allora è iniziata una lunga vicenda legale sulla quale si è espresso anche un giudice polacco. Ha obbligato la mamma del bambino, del minore, a far vedere, cioè a far rispettare la sentenza del Tribunale italiano che affida congiuntamente per
3 giorni alla settimana il minore a ciascun genitore, solo che la mamma ormai è da aprile dell'anno scorso scappata in Polonia con il bambino. E così il papà, per incontrare il suo bimbo, deve andare in Polonia, dove l'ex compagna gli consente di vederlo per massimo un'ora, chiusi in una stanza, sorvegliati dal compagno della madre di lei. Del resto di suo figlio papà Filippo non sa nulla, dove viva, cosa faccia, se va all'asilo, uno strazio anche per la nonna, che non ha più potuto riabbracciare il nipotino, ma non si arrende e continua a preparare per lui vestitini e giocattoli. L'ultima udienza che siamo andati lunedì in Polonia, martedì 26 febbraio c'era l'udienza, gli ho mandato dei giocattoli, ma la madre non c'era, gliel'ho dati all'avvocato di lei, non importa se li avrà ricevuti dalla nonna, l'importante è che li abbia. Scusatemi, ma è terribile questa cosa. Io ho 3 figli, ho dei nipoti, ma questo piccolino mi ha stravolto la vita. Non avrei mai pensato che mi succedesse una cosa del genere, sinceramente. Non auguro a nessuno. È per questo che chiedo, ci sono queste unioni tra stranieri, fate delle leggi che tutelino i bambini, perché i bambini hanno diritto di avere entrambi i genitori. Le drammatiche parole della nonna, pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di reddito di cittadinanza. Rieccoci in studio in diretta, allora parliamo di reddito di cittadinanza. Ieri la prima giornata tiepida, diciamo, con nessuna ressa e nessuna coda, che abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Il caso più singolare, decisamente più singolare tra le richieste e le domande, è giunto da Padova. Reddito di cittadinanza al via anche in provincia di Padova. Non ci sono state code agli sportelli di Poste e CAF, ma eventi curiosi non sono mancati. Al CAF della CGIL si è presentato un uomo per avere informazioni sulla nuova misura del governo, chiedendo se potesse obbligare l'ex moglie a presentare la domanda in maniera da non doverle più versare l'assegno di mantenimento. I CAF di CGIL e CISL hanno fissato in totale più di 450 appuntamenti e hanno elaborato le prime 15 pratiche, accogliendo anche una domanda per la pensione di cittadinanza. E come dicevamo, partenza lenta un po' dappertutto e molti anche tra quelli che si sono presentati agli sportelli anche giovani e la maggior parte delle persone dicono non vogliamo un sussidio, noi vogliamo e cerchiamo un lavoro. Reddito di cittadinanza, accoglienza tiepida nella Marca, dove come nel resto del Veneto non si sono verificate code o i temuti assalti agli uffici postali e ai CAF. Eravamo pronti a un afflusso di utenza un po' più numeroso, dobbiamo dirlo, però di fatto insomma ci sono un andirivieni normale e naturale come qualsiasi altro giorno lavorativo. A spiegare come mai quasi 200.000 potenziali aventi diritto in Veneto, 20.000 solo nella Marca, non corrano a farsi avanti è la CGIL. Il vero problema, specificano dal sindacato, è costituito dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato ed è proprio su questo che si stanno registrando tante domande in coda per l'appuntamento. Di fatto li fissiamo anche su aprile perché chiaramente cerchiamo di dare naturalmente priorità a coloro i quali hanno già l'ISEE pronto e devono fare la domanda. Tutti coloro i quali ancora non hanno l'ISEE ricevono tranquillamente un appuntamento, una volta fatto l'ISEE faranno anche la domanda per il reddito di cittadinanza. Il via vai di persone agli sportelli, pur non consistente come si temeva, è comunque costante, soprattutto da parte di chi vuole verificare se sussistano tutti i requisiti per poter accedere al reddito. Sì, ho 5.800 ISEE e qui sì, spero di avere. Sì, per il reddito di cittadinanza, che è il nucleo familiare, per ISEE, ecco, ISEE, modello ISEE. Spera di ottenerlo? Spero sì, perché me lo danno, sì. Io prendo 450 euro di assegno sociale. Guardando a me è una cosa utile, perché vivo con 285 euro al mese.
Però ci sono opinioni diverse, adesso non sto a polemizzare. Tra chi attende il proprio turno anche giovani che più che al reddito di cittadinanza mirano ad un'occupazione stabile. Spero ci sia possibilità di rientrare nei canoni, nei riferimenti, penso di sì comunque, e spero che ci sia anche possibilità di stage e lavoro, perché è quello il succo del discorso. Preferirebbe un lavoro? Chiaro, ovvio, vengo da un diploma di elettronica e telecomunicazioni e mi piace impegnarmi, non è da me insomma, infatti non sono qui molto volentieri. Da quant'è che è senza lavoro? Io adesso da 3 mesi, non è tanto, però sono 3 mesi senza soldi e quindi ho le bollette che sono in arretrato e tra un po' mi staccano la luce. Quindi devo trovare una soluzione rapida e veloce. Io sono una ragazza giovane, volenterosa e non danno la possibilità a noi giovani di metterci in campo per far vedere le nostre qualità. Ed è una cosa molto triste. Per il momento si prova a fare la reddito di cittadinanza, poi ben venga, se c'è offerte, proposte, volentieri. L'ultima volta che ha lavorato? L'ultima volta è stato a 3 mesi fa. E tra chi si trova in difficoltà a caccia di risorse, il rischio per queste persone spesso è quello di cadere nella trappola del gioco d'azzardo. I numeri proprio a Treviso sono sempre più inquietanti. Abbiamo avuto alcune persone che si sono giocate l'azienda di famiglia, persone che hanno, come dire, i primi giorni del mese già consumato la pensione, magari con gratta e vinci. Slot machine, gratta e vinci, poker online, una piaga che sta diventando sempre più allarmante anche in provincia di Treviso. Sono 354 nella Marca le persone in cura contro la dipendenza da gioco d'azzardo ai SERD dell'ULSS 2 e chi chiede aiuto è solo la punta di un iceberg dalle dimensioni ben più preoccupanti. Ad essere in cura sono soprattutto uomini, 284 a fronte di 70 donne, l'età tra i 45 e i 49 anni per i maschi, tra i 55 e i 64 per le donne. La dipendenza maggiore è quella per slot machine, che rappresentano il gioco più problematico, diciamo, per quelli che accedono alla domanda d'aiuto ai nostri ambulatori, mentre il gioco, il gratta e vinci, è il più diffuso in generale nella popolazione. Ad attrarre i più giovani sono soprattutto i giochi online, cosa che li rende ancora più difficili da intercettare precocemente, prima che il gioco diventi una vera e propria patologia dagli effetti devastanti. Proprio per svelare le regole e le logiche sottostanti il fenomeno del gioco d'azzardo e per aiutare ad acquisire consapevolezza dei rischi, l'ULSS 2 ha organizzato una mostra interattiva che aprirà venerdì a Palazzo Bomben, oltre ad un ciclo di talk show itineranti nei comuni del territorio. Che più che altro ci aiuta a fermare l'attenzione dei giovani su quelli che sono gli inganni del gioco, le false promesse che il gioco fa alle persone, no, di vittoria, di ricchezza e quant'altro. A Venezia adesso il carnevale è finito, ma è il momento di tracciare i primi bilanci dei controlli della polizia locale. Ilaria Marchiori, a te. Buongiorno da Venezia, dove a 2 giorni dalla fine dei festeggiamenti del Carnevale è tempo di bilanci e con numeri importanti come il 23. Tanti infatti sono stati i verbali firmati dagli agenti della Polizia Municipale per atti contrari alla pubblica decenza. Molte fatte a persone che avevano deciso di scambiare le calli e i palazzi di Venezia per una latrina a cielo aperto, come succede ormai spesso e volentieri negli ultimi tempi. Il caso più eclatante domenica 24 febbraio, giorno del volo degli angeli dal campanile di San Marco, quando 2 turisti italiani sono stati visti proprio dagli agenti mentre urinavano sul muro esterno della basilica dal lato della piazzetta dei Leoncini. Ai 2 quello sfregio è costato una multa da 3.333 euro a testa, ma un gesto che comunque è stato solo la punta di un iceberg a mostrare un costume molto diffuso in città in queste giornate da bollino nero, nonostante la campagna Enjoy Respect Venezia e molte altre iniziative da parte dell'amministrazione. Non solo urina, ma anche abbiamo visto atti sessuali, come ad esempio i 2 sotto il ponte di Calatrava. Gli agenti della municipale comunque hanno messo a segno anche un arresto e 3 denunce per furto aggravato, un arresto e 2 denunce per resistenza a pubblico ufficiale, 2 denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, 3 verbali per ubriachezza molesta e ancora 9 verbali per violazione dell'ordinanza comunale sull'introduzione di contenitori in vetro durante le manifestazioni, a cui ci sono da aggiungere anche le multe a 2 gestori di locali che non avevano tenuto pulito il proprio plateatico.
abbiamo effettuato 11.636 ore di servizio, è stato il commento del comandante della polizia locale Marco Agostini. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, parliamo delle Olimpiadi invernali 2026, la candidatura Cortina Milano che viene appoggiata anche da una leggenda dello sport olimpico. Attacco di punto per Valentina, bravissima Valentina che vince la sua nona medaglia olimpica. Ho fatto 5 Olimpiadi in tutti i continenti e l'Olimpiade rappresenta un'opportunità di crescita per il proprio paese. Il colpo di Fioretto è quello di sempre, preciso e senza sbavature, anche quando la più grande schermitrice italiana di tutti i tempi punta al bersaglio del tifo, in questo caso per Cortina Milano 2026. Meno di un mese all'ispezione dei membri del CIO in Italia per l'ultimo sguardo tecnico prima della decisione di Losanna, quando si saprà se il duo del Nord l'avrà spuntata su Stoccolma. E allora i grandi dello sport non stanno a guardare, così se la leggenda dello short track Arianna Fontana domenica scorsa è scesa dal campanile di San Marco come aquila del carnevale anche per supportare la candidatura di Cortina Milano, pure un'altra leggenda come la 9 volte medagliata Valentina Vezzali non è da meno, sottolineando il ritorno che può dare un evento del genere. Io penso che ospitare un'Olimpiade nel nostro paese sia un'occasione importante per poter mettere in mostra quello che noi italiani siamo in grado di fare e la bellezza del nostro territorio. Le tappe intanto proseguono, in questi giorni il CIO è in Svezia per testare la candidatura di Stoccolma, in aprile sarà a Milano e Cortina, il 24 giugno a Losanna il voto ne servono 44. Il governo resta sempre freddo sul supporto economico, soprattutto da parte pentastellata. Fortunatamente il CIO stesso metterà a disposizione un cospicuo pacchetto di fondi al vincitore, non resta che attendere. Mi auspico che le Olimpiadi di Milano Cortina possano giungere a destinazione, incrociamo le dita e facciamo il tifo per la nostra Italia. E poi c'è il tifo di tutti voi veneti per il piccolo Gio che sta scaldando i vostri cuori. L'abbiamo visto giocare con il pallone in campo come nel piazzale di casa, l'abbiamo visto andare sull'altalena e fare i biscotti come un bravo pasticcere. Il nostro piccolo Gio ha conquistato il cuore di tutti i veneti con i suoi occhioni scuri, il sorriso sulle labbra, il bacio da mandare a tutte le persone che lo stanno aiutando. Stiamo salendo tutti insieme la scala della solidarietà per conquistare la vetta dei 400.000 euro necessari per l'intervento chirurgico da realizzare in Florida perché il piccolo Gio possa camminare e giocare come i suoi coetanei. Ad oggi si è a quota 145.000 euro. In tanti state inviando il vostro contributo sul conto con il nuovo codice IBAN che state vedendo nella grafica, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Potete trovare il numero di conto corrente per le vostre donazioni anche sui nostri siti internet, con una finestra dedicata proprio al piccolo Gio e alla campagna di sostegno lanciata e sostenuta dal nostro gruppo Media Nord-Est. Allora lo rivediamo velocemente, il cartello con l'Iban per dare il vostro contributo, eccolo qua, Erika Molinarolo, causale Diamo il meglio a Giovanni, questo è il codice Iban che peraltro passa anche nella striscia che scorre durante il nostro telegiornale, durante i nostri telegiornali. In ogni caso, come detto nel servizio, trovate gli stessi riferimenti nel sito internet delle nostre emittenti, quindi di Antena 3, Rete Veneta e di Tele Nord-Est, quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni andate nel nostro sito per poter ricavare, ecco, tutti i dati per il Liban. Adesso ore 13 per dirvi che fra pochissimo parleremo di legittima difesa, come abbiamo fatto all'inizio del nostro telegiornale. La difesa è sempre legittima, lo faremo con Remo Sernagiotto, europarlamentare di Conservatori e Riformisti, con Giacomo Nilandi di Sinistra Italiana e con Carla De Conti, la negoziante trevigiana, la tabaccaia, ricorderete, rapinata più volte, che poi ha deciso di farsi il porto d'armi. Questa sera invece a 20:10 per tornare a parlare di mafie e criminalità organizzata in Veneto con l'esponente del Partito Democratico Alessandro Naccarato. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati
bentrovati al meteo. Cambia il tempo sulle nostre regioni. Nella giornata di giovedì 7 marzo non si esclude una lieve instabilità. Nel dettaglio sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso sin dal mattino, con qualche piovasco a carattere sparso, specie sul Bellunese, sul Vicentino e sul Veronese. Maggiori spazi soleggiati invece altrove. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 8 e 17 gradi circa. Qualche pioggia anche sul Friuli Venezia Giulia, avremo infatti condizioni di tempo perturbato un po' ovunque, tuttavia con precipitazioni meno probabili sui settori costieri dove invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque e con piogge sparse ma piuttosto frequenti, e non si esclude qualche spruzzata di neve sui settori alpini di confine, in genere dai 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime invece intorno ai 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.